Ex Popolari Venete continua la corsa per cercare l'ultima conciliazione possibile entro la scadenza stabilita del 22 marzo con la chiusura dell'offerta agli azionisti di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Sportelli aperti sabato scorso, ma anche il segno della volontà estrema di raggiungere, se non l'80% della chiusura dei contenziosi, il numero più alto possibile per procedere poi alla fusione e quindi all'offerta sul mercato internazionale della nuova Banca Veneta. Intanto dalle associazioni, dagli studi legali e dai comitati dei consumatori arriva la cifra degli irriducibili del no. Sono almeno 10.000 le cause e i contenziosi che Veneto Banca e Popolare Vicenza dovranno mettere in conto, o meglio a bilancio, con un fondo relativo. Il contenzioso, se non c'è, ci sarà, quindi la situazione non cambia per le banche. Quello che secondo me deve essere sottolineato è che in totale assenza di trasparenza circa l'effettiva situazione delle banche è difficile stabilire e comprendere se effettivamente le banche versino nella situazione che in questi giorni ci descrivono. Per l'avvocato Arman, il vero pericolo per i nostri territori sono le cessioni dei crediti a tutti i livelli. L'operazione, fra virgolette, di salvataggio si concluderà forse con l'intervento dello Stato. A mio avviso l'utile si sta già delineando per coloro che l'hanno fatta, ed è l'utile della gestione delle masse monetarie uscite dalle banche e l'utile della gestione degli NPL. Se non ci sarà un intervento che consenta ai risparmiatori in qualche maniera di poter gestire questo momento delicatissimo, e l'aggressione da parte dei fondi cosiddetti locusta, ed il nome spiega qual è il ruolo di questi fondi sui territori che essi aggrediscono, sarà tremenda, sarà fortissima, e l'intero territorio veneto ne pagherà le conseguenze.